Samandramanna. Nella Sardegna settentrionale, lungo il fiume Coghinas, un lago artificiale domina il paesaggio, con le sue rive ricche di pascoli, fioriti e perastri in fiore. L'abitato di Tula è nelle immediate vicinanze delle sue rive, posto sul pendio delle propaggini dell'Imbara. Guarda verso un'altura che emerge nel paesaggio circostante. Sul pianoro si sviluppa un'area archeologica piuttosto vasta, comprendente principalmente una muraglia di epoca nuragica, dello sviluppo di circa 350 metri, affacciata sui limiti del dirupo e prolungata verso l'interno a chiudere uno spazio denominato Samandra. All'esterno del recinto, lungo le propaggini granitiche dell'altipiano, la presenza di una domus bicellulare con portello d'ingresso quadrangolare scornicciato per contenere un chiusino in pietra attualmente perduto. Dal portello si accede all'anticella di pianta vagamente quadrangolare con ingresso alla cella di inumazione di pianta semicircolare posta di fronte all'ingresso. Questa prima testimonianza archeologica prova l'uso sin dall'epoca dell'età del rame del sito. All'interno del recinto megalitico nuragico che delimita una porzione di territorio lungo il lato meridionale si conserva nella sua maestosità, apparsa dopo i recenti scavi condotti dalla dottoressa Paola Basoli, che ringraziamo per l'opportunità di averci fatto conoscere il prestigioso sito di un nuraghe a corridoio che si sviluppa nell'interno come una pianta a T. Parte del corridoio attualmente è ancora in situ, la copertura con lastre di pietra. L'esterno del nuraghe è chiaramente visibile solo sul lato dell'ingresso, con stipiti a più filari e architrave monolite. Nella vasta area compresa all'interno della muraglia, sicuramente il villaggio si componeva di numerose capanne con basamento a pianta circolare in pietra, ricoperte con elementi vegetali che ricordano le attuali pinnette. Un accenno merita l'ingresso del recinto ricavato con grosse pietre a filari ricoperte da lastre monolite. La lunghezza dell'ingresso di alcuni metri deriva dallo spessore della muraglia nuragica. Ad una certa distanza da questo recinto megalitico, una tomba di giganti facilmente leggibile in pianta nella parte del corridoio funeme, mentre l'esedra è attualmente occupata da una casetta in muratura di graziosa fattura. Le due ali dell'esedra nella parte iniziale sono ben visibili. A qualche metro di distanza si può individuare un dolmen mimetizzato in mezzo a una distesa di lastre granitiche. Bisogna altresì ricordare che a 500 metri da queste strutture vi è un pozzo nuragico molto importante, perché lì venivano fatti dei voti nei confronti della locale dea. Dal punto di vista paesaggistico possiamo altresì dire che nel mese di marzo e aprile la fioritura rende veramente spettacolare il sito.